Scivola e cade in acqua nel Canal Grande a Venezia. Una turista di nazionalità cinese ha rischiato di morire annegata non fosse stato per l'abilità di un angelo custode che ha assistito alla scena e non ci ha pensato due volte a tuffarsi in acqua per portare in salvo la malcapitata. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio, poco dopo le 14:30 all'altezza del Ponte degli Scalzi. È lì che un bancario originario del Lido, che si trovava in compagnia di alcuni colleghi nella pausa del pranzo, ha visto due mani emergere dall'acqua. L'istinto ha portato subito l'uomo a gettarsi in acqua, forte della sua esperienza di istruttore subacqueo, e a portare in salvo la donna, che poi è stata stabilizzata dai sanitari del 118, chiamati d'urgenza dai colleghi del bancario. La turista, fortunatamente apparsa in buone condizioni di salute, è stata comunque trasportata per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale di Mestre.